Il Veneto è la regione delle partite IVA. È il territorio dove maggiormente si concentra il lavoro autonomo. Con la proposta di legge regionale Statuto del lavoro autonomo, presentata dal gruppo consiliare Veneto Liga Veneta Lega Nord, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, si vuole dare dignità giuridica alle nuove forme del lavoro e a quel lavoro autonomo che si è diffuso negli ultimi anni con grande rilevanza nella filiera produttiva, ma che è privo di rappresentanza, norme di tutela, previdenza e assistenza. Il nuovo statuto, già depositato il 2 ottobre scorso, è un documento complesso ma flessibile, in quanto tiene conto anche delle eventuali future nuove professioni e delle nuove attività di impresa oggi nemmeno classificate nei registri delle imprese presso le Camere di Commercio. Al suo interno sono previsti tra l'altro l'esenzione IRAP per le microimprese e contributi economici nei casi di malattia, cura, formazione e aggiornamento, ma anche aiuti nelle fasi di non lavoro per mancanza di commessa, finanziamenti a tasso agevolato per giovani tra i 18 e i 35 anni, per l'avvio di nuove attività. Una sezione destinata anche al lavoro femminile con contributi a fondo perduto. Ma la Lega Nord è intervenuta anche in materia di defiscalizzazione a favore delle imprese che mantengono la loro attività e i livelli occupazionali sul territorio, con un apposito progetto di legge depositato in Consiglio regionale. Contro l'annullamento delle identità, contro la volontà di indebolire ciò che identifica le comunità locali e i popoli, la Lega Nord si batte per la salvaguardia del popolo veneto. Quindi no alla cittadinanza italiana e al diritto di voto agli stranieri sulla base della semplice permanenza fisica in Italia. Secondo il Carroccio, infatti, va accertato se gli stranieri accolgano i principi costituzionali, se siano in grado di comprendere e parlare la nostra lingua, se dimostrino un minimo livello di integrazione e di rispetto verso la nostra cultura, le nostre usanze e tradizioni. Che si tratti di dare il voto agli immigrati, di rimuovere i crocifissi dalle scuole o di rinnegare la lingua veneta, il rischio è sempre lo stesso, che venga cancellata l'identità regionale e locale in nome della globalizzazione. Come Lega Nord ci batteremo sempre per sostenere la nostra cultura, i nostri valori, le tradizioni cristiane e venete e per conservare la nostra memoria e le nostre radici, contro ogni tentativo di annullare la nostra identità. Tra le varie misure annunciate dalla Regione del Veneto per far fronte alla crisi, v'è anche un incentivo per la creazione di nuove imprese. Non a caso sono stati varati 2 bandi regionali, allo scopo di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità, in particolare fra i soggetti e i settori economici maggiormente colpiti. Si vuole da un lato promuovere il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato, dall'altro agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società, anche cooperative, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. Per fronteggiare la crisi economica, la Regione Veneto ha deciso di istituire un fondo a favore dei giovani imprenditori e delle giovani donne che intendono istituire una nuova azienda, sia essa individuale o una società di persone o di capitali, dando fino al 50% di fondo perduto come contributo. Questa è un'iniziativa importante per permettere che crescano sul nostro territorio nuove aziende e che diano lavoro soprattutto in un momento particolare come questo. Si sta sempre più aggravando il fenomeno della fuga di comuni ed ora anche di province dal Veneto. Il rischio a cui si va incontro, secondo la Lega Nord, è di disgregare l'identità di un popolo e di portare allo sfacelo dei tratti distintivi di un territorio. Per questo, attraverso la legge sul federalismo, si chiede maggiore libertà nella gestione delle risorse. Qualche comune del Veneto ha chiesto di poter far parte del Trentino e del Friuli Venezia Giulia. Questo perché l'una e l'altra regione sono 2 regioni a statuto speciale. Questa richiesta sottolinea un aspetto molto importante, ossia che c'è disparità di trattamento fra il cittadino veneto e quello delle regioni a statuto speciale. Questa differenza è colmabile soltanto attraverso una grande iniziativa che oggi è oggetto di discussione in Parlamento, ossia il federalismo.
Attraverso il federalismo potremo trattenere i soldi sui nostri territori e riversarli direttamente per i nostri servizi.